Nel frattempo, se voi vedete, per effetti chiaramente anche di politica internazionale e militare, ma soprattutto per questa ragione, cioè la mancata coesione sociale, altre società si sfaldano definitivamente e altre ancora finiscono nelle mani di piccoli o grandi tiranni. Cercano l'aggregazione a grandi monarchie o a grandi imperi, oppure si trasformano nelle cosiddette, quelle che abbiamo studiato a scuola, le signorie. Questi comuni passano in mano alle signorie. Per sistemi che inizialmente sono simili a quelli veneziani, invece vi è lo sfaldamento e a un certo punto la resa allo straniero, perché pensiamo a Genova. Genova è un esempio principe di confronto con la società veneziana. Voi dovete pensare che nelle lunghe, ripetute, sanguinose, violentissime guerre veneto-genovesi, queste due potenze spadroneggiano tutto il Mediterraneo e i genovesi sono forse ancora più militarmente potenti dei veneziani. Arrivano nel Mar Nero con la colonia di Caffa, lui credo abbia scritto anche delle monografie su temi che si avvicinano a questo, quindi Paolo ne sa più di me, spadroneggiando nel Mar Nero a Costantinopoli con vari monopoli, a volte più potenti di quelli veneziani, non solo, anche sul piano militare. C'è un episodio a metà del XIII secolo in cui non è una battaglia decisiva, è un piccolo scontro navale, ma tra la flotta veneziana e, pensate, non la flotta genovese, ma una flotta genovese di una colonia ribelle alla madrepatria. Quindi solo una colonia genovese batte la flotta veneziana. Quindi sul piano economico-militare Genova è un potentissimo rivale e si comprende in quel secolo in particolare, e soprattutto nel secolo successivo, che due galli in un pollaio non potranno stare. Ma la debolezza di Genova non è militare, non è affatto economica, anzi è la mancanza di coesione sociale. Genova non sa trovare una via per far sì che i propri cittadini e le proprie istituzioni siano di fronte all'esterno un pugno chiuso, come invece fanno i veneziani. E come molti di voi sanno perfettamente, l'apice di questo scontro è anche una rappresentazione, come posso dire, plastica, visiva di questa situazione. Perché nella cosiddetta guerra di Chioggia, l'ultimo scontro veneto-genovese, che è una guerra, attenzione, non è una guerra come viene dipinta in certi libretti di storia dei nostri figli, sembra una guerricciola tra staterelli italiani. È una delle prime grandi guerre europee che coinvolgono le grandi potenze mondiali, anche all'epoca. Venezia contra sé ha una coalizione che comprende l'Ungheria, che comprende l'imperatore, che comprende all'interno, vabbè, questo è un po' meno importante, ma insomma devastante sul piano, per il fatto di avere i nemici alle porte, i carraresi. Quindi una coalizione potentissima, non ci sono solo i genovesi. Perché una rappresentazione plastica? Perché Genova, scusate, proprio per le caratteristiche che vi ho detto, sta per prevalere, per avere il sopravvento. Le sue flotte hanno ripetutamente battuto la flotta veneziana. Pola in Istria è devastata. Pensate che Pola per i veneziani di allora era come andare da qua, insomma, da una sponda all'altra del lago di Garda. Siamo noi oggi che con tutta la nostra tecnologia abbiamo ristretto gli orizzonti. Loro, il pilotto, quello che portava le navi dentro il porto di Venezia, non risiedeva a Lido, risiedeva a Parenzo. Quindi le navi salivano a Parenzo, facevano sedere il pilota ed entravano nella laguna veneta. Ecco, quindi Pola per loro era l'altra sponda del lago, viene devastata. E i genovesi arrivano a Chioggia, come sapete, la conquistano. Venezia sembra perduta, e per certi aspetti è perduta, perché debbono scarcerare Vettor Pisani come ultima speranza, perché è l'uomo che riesce a essere carismatico con le ciurme, perché debbono arrivare ai prestiti forzosi, obbligare i patrizi veneti, volenti o nolenti, anche a vendere delle importanti proprietà pur di finanziare lo Stato, perché insomma è un momento di difficoltà che sembra portare alla fine. Lasciamo stare l'intervento di Carlo Zen, che compare all'improvviso all'orizzonte e rovescia la situazione militare. I genovesi da assedianti diventano assediati. E i genovesi
prendono una batosta militare. Questo è l'aspetto militare. Anche i turchi a Lepanto hanno preso una batosta infernale, ma l'ambasciatore turco disse, voi, al veneziano, disse, voi avete con Lepanto ci avete tagliato la barba, noi con Cipro vi abbiamo tagliato le braccia, la barba ricresce, il braccio no. Anche Genova avrebbe potuto essere così, non lo fu perché dopo la sconfitta della guerra di Chioggia definitivamente esplodono le tensioni sociali all'interno della città e dopo il 1380 Genova non sarà più uno stato indipendente e sovrano nel senso completo della parola. Dipenderà via via dai visconti di Milano, dai francesi e dagli spagnoli. Questo fu il segreto della Repubblica Veneta, la coesione. E poi il fondamento nel diritto. Dice Renier Zen, fatemi presente il tempo perché non vorrei sforare. Dice Renier Zen nel 1628, quando si discute una delle grandi discussioni sui poteri del Consiglio di 10, fa delle considerazioni di una modernità straordinaria perché attacca il sistema inquisitorio del Consiglio di 10 a favore di un sistema giudiziario trasparente, quindi di una modernità incredibile. È sua l'affermazione in cui dice è meglio che siano scarcerati 100 rei piuttosto che sia mantenuto in carcere un innocente. Siamo nel 1628. Ecco, lui fa proprio appello a questa unità dello Stato, a questa coesione indefettibile che ha mantenuto l'integrità della Repubblica, anche nel momento di grande conflitto interno, perché nel 1628 vi è la seconda correzione del potere dei 10, i 10 avevano un potere enorme, che trova un primo sbarramento nel 1582, un secondo nel 1628 e poi ci sarà nel 1764, quindi c'è una cadenza secolare, un'altra correzione. Ecco, lui fa ben presente il fatto che vi possa essere uno scontro frontale, anche molto aspro, di tipo, attenzione, parlamentare. Non è uno scontro armato, non è uno scontro di slogan, non è uno scontro a colpi di corruzione o di pagare delle lobby, è uno scontro di parole all'interno di un consesso legislativo, in cui Ranieri Zen impersona chi? Gli avvocatori di comune, i tribuni, coloro che difendono la legalità dello Stato. In questo lui attacca il Consiglio dei 10 che ha espanso troppo i propri poteri, ma sa benissimo e lo difende che il Consiglio dei 10, con quel rito oscuro di cui oggi si dice dal Darù in poi, e il rito segreto e l'imprigionamento e non c'era l'avvocato, i testimoni erano segreti, tutto vero, ma il Consiglio dei 10, lui lo sapeva, era, assieme ai 3 inquisitori di Stato che nascono a metà del XVI secolo, il tribunale dei potenti. Cioè, mentre il processo normale era un processo simile a quello che vedete oggi, con dei giudici, con un pubblico ministero, con un avvocato che aveva il doppio del tempo della pubblica accusa per parlare, un processo pubblico, dove poteva essere processato anche il doge stesso e la sua famiglia, perché l'avvocato di comune poteva trarre in giudizio il doge. Il nobile, proprio perché faceva parte della classe dirigente, ubi comoda, ibi incomoda, aveva tante prerogative, tanti privilegi, ma correva anche tanti pericoli. Proprio perché rappresentava lo Stato, incarnava lo Stato, perché dalla nascita lui aveva il diritto di sedere al Maggior Consiglio, se sbagliava non aveva la quarantia a giudicarlo con un processo pubblico, aveva un tremendo tribunale. Durante le battaglie di tipo parlamentare, perché questi poteri così forti, perché come tutti i poteri forti tendono ad espandersi, fossero limitati, esce tutta la grandezza dello Stato veneto. Questa capacità di essere, una paragone religiosa un po' azzardato, uni e trini, cioè di compenetrarsi anche nella fisiologia della lotta politica. Questa caratteristica rimarrà invariata
fino alla caduta della Repubblica, con tutte le modifiche dei tempi, dei luoghi, dei modi che possiamo immaginare. E poi la Repubblica aveva un'altra caratteristica, per la quale probabilmente ha lasciato nel cuore dei veneti, ma non solo, degli istriani e di tanti altri, buon nome di sé. Era davvero federalista. Gli statuti delle città, gli statuti quindi quelli che oggi sarebbero i fondamenti del diritto amministrativo di una città, ma persino del diritto civile, venivano lasciati così com'erano. Ogni volta che una città si dava alla Repubblica, la prima cosa che chiedevano quei cittadini era un giuramento da parte delle autorità veneziane di mantenimento degli statuti, e questo accadeva regolarmente. Venezia metteva un potere, il segno di un potere forte, il leone di San Marco, un capo militare e un capo civile, un podestà e un capo militare. Perfino i processi penali in primo grado potevano essere diversi da Treviso a Vicenza a Padova, perché le regole erano secondo le comunità locali. Poi quando vi era l'appello, allora andavano secondo il diritto veneto, ma il diritto romano governava addirittura molti processi della terraferma, anche questi fino alla caduta della Repubblica. C'è una bellissima commedia di Carlo Goldoni che si intitola L'avvocato veneziano, che mette in evidenza proprio questo. In pieno Settecento questo avvocato veneziano viene chiamato a patrocinare una causa civile, peraltro, a Rovigo, per una questione ereditaria, e si trova di fronte a un avvocato bolognese. Le due parti avevano chiamato, secondo loro, il meglio possibile, un grande avvocato veneziano e un grande avvocato della grande scuola di Bologna, della scuola giuridica di Bologna. E lì si scontrano due sistemi. Il giudice non ha problemi, non è che ci sia per forza un codice che imprime determinate cadenze obbligatorie. Il giudice ascolta le difese secondo due sistemi diversi. Il bolognese è un romanista, è un giusto romanista, quindi predilige il diritto romano, anzi, non predilige, esercita secondo il diritto romano, e quindi predilige l'atto scritto, la forma scritta, il richiamo ai commentatori e ai giuristi romani, alle glosse, eccetera. Il veneziano predilige invece la forma orale, la ringa, la concione, perché è quella mentalità parlamentarista, democratica, mercantilista, in cui le cose si trattano, si discutono, si patteggiano, e si riverbera anche nel diritto. E Goldoni, che non a caso si faceva chiamare Carlo Goldoni, avvocato veneto, fa un'apologia del sistema veneto. Intanto dice che l'avvocato veneziano parla veneziano in tribunale, perché dice in questa nostra lingua, dice Carlo Goldoni, ha delle sue sfumature che altre lingue non hanno, e perché è la lingua originale, dice, del nostro bel foro veneto. E poi dice il sistema orale è simile a quello dei grandi classici, dei grandi oratori romani, di Cicerone, dei grandi oratori greci. Quindi dentro di noi, dice, abbiamo una tradizione millenaria che portiamo anche nel processo. Ma quello che stupirebbe un giurista di oggi, che non sarebbe in grado di capirlo, è che di fronte al giudice due avvocati patrocinano la stessa causa con due sistemi diversi, due sistemi giuridici diversi. Nessuno all'epoca si scandalizzava. C'era un mondo per molti aspetti molto più libero, da lacci, lacciuoli, legami, vincoli, costituzioni rigide. Venezia non aveva una costituzione rigida, cioè delle norme come la nostra Costituzione italiana, scritte inderogabili, principi che addirittura ormai travalicano l'uomo. Se voi pensate che l'articolo 5 della Costituzione, la Repubblica è una e indivisibile, viene definito dai giuristi costituzionalisti attuali italiani immodificabile, voi capite che non è più una norma umana, è una norma di origine divina, perché solo ciò che è metafisico non può essere modificato dall'uomo e da una società. Per Venezia questo era impensabile. C'era il divino e c'era l'umano. All'interno dell'umano c'era una grande libertà nei rapporti umani e sociali, nonostante vi fosse uno Stato molto presente in molte materie. Venezia aveva la caratteristica poi, fino alla fine, forse di più alla fine, quando la si dice decadente nel Settecento, di incentivare l'iniziativa economica privata.
Vi faccio due esempi tra tutti. Nel 1763 un emiliano, non ricordo se modenese, comunque un emiliano, Geminiano Cozzi, viene a Venezia e dice: io ho un progetto valido per fondare una fabbrica di porcellane. Attenzione, detto così sembra una sciocchezza, ma nel Settecento la porcellana era ancora un segreto, ancorché ormai disvelato, di origine cinese, ma che ancora era trattata in pochissime fabbriche in tutta Europa. Chi aveva una fabbrica di porcellana, presso alcuni da Real Fabbrica, non a caso, aveva un tocco di prestigio in più. Parigi, Vienna, in Italia Capodimonte, che però è leggermente successiva, e Ginori. Bene, la Repubblica, i 5 savi della mercanzia, che sono deputati a questo tipo di situazioni, valutano il progetto di Geminiano Cozzi. Vi era stato un primo tentativo di avere una fabbrica di porcellana nella prima metà del Settecento, è durato pochi anni, per ragioni proprio economiche sono falliti coloro che avevano tentato, in particolare la fabbrica Vezzi, e dice sì, vale la pena di tentare. Finanziano a fondo perduto, esentano dai dazi per 20 anni Geminiano Cozzi, lo esentano dai pagamenti di tutte le tasse sui lavoratori dipendenti e gli dicono: vai, parti, attenzione però, noi controlliamo il tuo prodotto, nel senso che ciclicamente una commissione di esperti andava in fabbrica da Cozzi e verificava la qualità del prodotto. Cozzi diede un prodotto eccellente. Oggi le porcellane Cozzi nelle grandi aste di antiquariato del mondo sono tra le più quotate al mondo. La Repubblica quindi adottava dei sistemi anche per favorire l'economia, che poi hanno dato dei frutti. Se oggi noi litighiamo per avere un pezzo di porcellana Cozzi, lo dobbiamo a una visione pragmatica ed economica, a una capacità di guardare lontano. Le famose fabbriche di Schio, di panni, anch'esse vengono fondate con lo stesso sistema, finanziamenti a fondo perduto. Anche queste poi durano nel tempo, e sapete a Schio poi cosa si è sviluppato dopo la caduta della Repubblica. Esempi di questo tipo potremmo farne tantissimi. In realtà, secondo gli studi di Gullino, prima della caduta della Repubblica, il volume di commerci e di ricchezza della Repubblica Veneta, che sta passando di mano, come giusto che sia, dall'aristocrazia alla borghesia, senza tagliare centinaia di migliaia di teste, sta passando di mano con quella lentezza della tradizione che si sviluppa secondo i ritmi di una comunità coesa, sono gli stessi della metà del 400, cioè dell'apogeo della potenza veneziana. Cos'è cambiato? È cambiato il mondo attorno. I grandi stati nazionali hanno adesso delle potenze militari ed economiche, soprattutto dopo l'apertura delle rotte per le Indie, che non esisteva a metà del 400, ma Venezia non ha diminuito il proprio valore anche economico-commerciale. Sono delle bufale quando vi parlano del mito della decadenza. La decadenza poi va contestualizzata. Cosa vuol dire decadere? Vuol dire perdere la propria sovranità per sempre. Londra rimane il centro del mondo tra il XVIII e il XIX secolo, fino agli anni 20 del Novecento, poi è decadente. Adesso è anche decaduta, non ha più l'impero. Beh, cosa facciamo? Eliminiamo la Gran Bretagna, voglio dire, no? Così è successo a noi. E ci hanno insegnato a ragionare con quest'idea che decadenza significhi sparizione di un qualcosa che poi non vi riguarda, perché tanto c'è Venezia. Venezia diventa un fatto folcloristico da Venezia, Laguna e T, Agonda e Mi, e là è finita per sempre una civiltà che è durata 1100 anni nella fase dei Veneti secondi. Ecco, come vedete io ho saltato di palo in frasca perché il tempo è quello che è, non posso privare Paolo del minimo tempo essenziale, e perché l'argomento non è vasto, è immenso, e quindi vi chiedo scusa della mancanza probabilmente di organicità. Ho cercato di darvi così delle pillole, degli spunti per fare, come aveva detto Alberto, cioè per trasmettervi quantomeno
la sicurezza, l'orgoglio di appartenere a una grande identità, poi ognuno la chiamerà come vuole. Qualcuno riterrà che debba essere un'entità che politicamente rimane in un certo ambito, qualcuno invece che debba svilupparsi, non importa. È importantissima la coscienza di questa identità, perché il grande furto non è economico, è un furto culturale, un furto di radici, un furto di personalità, vuol dire ridurre l'uomo a una melanzana. Ecco, questo hanno fatto dei noi veneti. Grazie.